Buongiorno e bentrovati al notiziario delle 13 di prealpina.it. Appena ristrutturato e già imbrattato il ponticello Liberty di via Magenta a Varese. Sono stati 3 ragazzi che però non sono rimasti impuniti. È successo l'altro pomeriggio. I 3 amici sono stati notati da un passante che, vedendoli armeggiare con una bomboletta spray, ha subito avvertito le forze dell'ordine. Dalla questura è partita una segnalazione e sul posto è intervenuta subito una volante. I writer hanno fatto finta di nulla ostentando una certa sicurezza, ma i poliziotti non hanno impiegato molto a trovare prove inconfutabili della loro colpevolezza, ovvero mani sporche di vernice dello stesso colore con cui era stata vergata la scritta sul ponticello e bombolette custodite nello zaino. Sono minorenni e sono stati quindi denunciati. Il piccolo gioiello Liberty è alle porte del centro cittadino ed era stato riaperto il 21 aprile scorso, dopo un restyling che era durato mesi. Ludopatia, un fenomeno purtroppo in crescita esponenziale anche nella nostra provincia. Dal gruppo Autoaiuto Varese parte un allarme rivolto a istituzioni e famiglie. Ci sono malati di gioco anche di 80 anni. La novità sono proprio gli anziani che sono sempre più al computer a giocare. Addirittura in alcuni casi, per raccogliere soldi, arrivano a prostituirsi per scommettere. È il caso di una 70enne registrato a Gallarate da Exolux. Ma anche i più giovani, in particolare tra i 25 e i 30 anni, sono in crescita tra i giocatori incalliti, che dilapidano tutti i loro averi e quelli della loro famiglia. È uno degli edifici più importanti tra quelli messi in vendita dal comune di Gallarate nel suo piano delle alienazioni. È Villa Bossi, un pregevole esempio di Liberty che rischia il degrado a causa dell'abbandono. L'assessore alla cultura vorrebbe che diventasse la sede delle associazioni. Ce lo spiega Elisa Ranzetta in questo servizio. Eccola qui, Villa Bossi a Gallarate, l'edificio Liberty che l'assessore alla cultura Massimo Palazzi vorrebbe trasformare nella capitale culturale del Sepio. Il pregio dell'edificio è ancora ben evidente. Per realizzare quello che Palazzi definisce per ora un sogno servirebbero però degli interventi di sistemazione. Vediamo i segni dell'umidità sulla facciata, del resto qualche anno fa i ladri si sono portati via i canali o quantomeno una parte di essi e questo non ha aiutato la conservazione dell'edificio. Gli infissi sono quelli originali, così come le gelosie. Da ammirare ancora la scalinata, allo stesso modo delle decorazioni, delle balaustre che però potrebbero avere bisogno di qualche intervento di rinforzo. In chiusura lo sport. Un coach top per i mastini. Lo statunitense Tom Barrasso, che da giocatore ha vinto 2 Stanley Cup indossando la maglia dei Pittsburgh Penguins e ha disputato 896 partite in NHL, è il nuovo allenatore dell'Hockey Club Varese, che con il suo ingaggio lancia a tutti un avvertimento: vuole tornare grande. Per ora è tutto, arrivederci all'edizione delle 19 del notiziario di prealpina.it. Un cordiale saluto e buon pomeriggio a tutti.